Mi sembra un personaggio un po' inutile dei social. Lasciate subito 2000 mi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti chi vorreste come prossimo ospite. E voglio! Ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Superallan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi devo essere sincero, sono onoratissimo di essere qui con LDA, Luca D'Alessio. Ciao a tutti, no, onore mio. Ma Luca, non scherziamo proprio, guarda, te lo giuro, è un onore assolutamente, non pensavo di poter essere mai qui un giorno, per un mio format tra l'altro. Ragazzi, cosa ne pensi di arriva anche ai cantanti? Piano piano. Certo, piano piano poi lo facciamo con tutti quanti, cantanti, attori, influencer, tutto. Piano piano. Quindi ragazzi, vi chiedo un massimo supporto per questo contenuto, un bel mi piace, un bel commento. Fatemi sapere quale altro ospite vorreste per questo format. Luca, come ti ho spiegato, il cosa ne pensi di? Cosa ne pensi delle persone che ti cito? Vai. All'inizio metterò, diciamo, tra i seguiti del tuo Instagram e quindi in maniera molto random, con gli occhi chiusi, vedrò il dito su quale personaggio andrà a finire. E poi mi sono preparato una lista di persone. Speriamo che non ho toccato persone che non puoi rispondere. Rispondiamo a tutto. Ok, Vai. cosa ne pensi di Joelier, primo nome? Joelier, Emanuele, no? Emanuele è una persona, un ragazzo d'oro, cioè proprio un ragazzo, oltre l'artista che conosciamo, penso tutti quanti, ha rotto le classifiche in Italia, è un orgoglio napoletano, ma oltre a questo è un ragazzo di un'umiltà incredibile. E poi ci vogliamo veramente bene, cioè tutte le volte che ci incontriamo ridiamo, scherziamo, lui è un ragazzo veramente bravissimo e lo saluto anche, ti voglio bene. È il migliore della scena per quanto riguarda il suo tipo di musica. Tra i migliori, senza alcuna ombra di dubbio. Qual è la tua classifica? Dei rapper? Sì. Guarda, ti dico dei nomi ma non in ordine. Ok, perché i è più importanti per difficile. te. Sì, Marra, sicuramente, Emanuele, Gue, Lazza e Sfera in Italia, per mio gusto soggettivo. Ok, passiamo avanti. Cosa ne pensi di Blair? Di Blair. Blair è un altro fratellone. Tra l'altro un paio di giorni fa è venuto qui a casa. No, pure lui un bravissimo ragazzo, pure lui tantissimo umile, tanto e soprattutto proprio pane e puparolo, no, proprio semplice. E a me queste sono le cose che piacciono di più, quando ti trovi umanamente con le persone e quando sono semplici alla mano, è bellissimo. E Blair è veramente un bravo ragazzo e un bravissimo artista. Ok, passiamo avanti. Vai. Cosa ne pensi di Enzo Dong? Oh, stanno uscendo tutti i cantanti che giustamente tra i tuoi seguiti. Tra i miei seguiti, ma poi capito tutti quelli che mi stanno simpatici e tutte persone che comunque stimo. Enzuccio è tornato da poco e sono tanto contento perché si merita secondo me molto di più rispetto a quello che ha ottenuto e che continua a ottenere. È molto sottovalutato secondo me, in realtà è molto bravo, una bella penna, rappa benissimo, Issen Paz, perché è pazzo, Enzo si pazzo, però io voglio un bene nell'anima, soprattutto mi ricordo tutti i momenti che abbiamo passato quando abbiamo fatto Buongiorno e credimi, veramente un ragazzo, bravissimo ragazzo e soprattutto la grinta che c'ha è bello e soprattutto vabbè, lo conosciamo tutti per la persona che è, come ho detto prima, un poco pazzo, però è troppo un bravo ragazzo e mi piace un sacco come artista, veramente assai. Ok, andiamo avanti. Cosa ne pensi di Versace, il TikToker? Signor Versace, sì. Franci, parlo direttamente con te. Devo passare ancora un attimo al tuo negozio, mi devo prendere un paio di cose. A me, non so se si posso dire parolacce, nel caso metti un beat, a me fa pisciare sotto. Si può dire. A me fa ridere proprio assai. È proprio un personaggio, però io voglio tanto bene. È venuto pure alla mia festa di compleanno, ho invitato a lui e alla fidanzata e vi saluto a tutti e due. E poi c'ha pure bei vestiti e si veste molto bene. A posto. Facciamo l'ultimo random. Vai. Cosa ne pensi di Divano Letto? Divano letto. Allora, Nicolò è... Allora, ci siamo incontrati un sacco di volte e c'è sempre stato un bellissimo rapporto tra tutte e due, ok? La cosa che mi dispiace un po' è che veramente ci vediamo poco. Quelle volte che ci vediamo siamo sempre in contesti lavorativi. Poche volte ci siamo presi del tempo per parlare, ci siamo seduti a un tavolo. È successo 2 volte. E sarebbe bello che accadesse più volte perché io voglio veramente bene. Ok, allora come ti ho detto adesso chiudiamo la parte random. Vai. Io mi sono preparato alcuni nomi. Chiaramente mi sono preparato anche dei nomi di streamer, influencer, Vai. content creator, quindi vediamo. E nel caso non li conoscessi, Andiamo avanti. andiamo avanti, ok. Allora, penso che lui lo conosci perché stiamo parlando proprio, penso, del top streamer Ok. in Italia. Cosa ne pensi di Blur? Di Blur. Allora, Blur lo conosco e lo conosco pure da tanti anni, lo seguo da un bel po'. Guarda, da quello che vedo è una persona molto vera. Cioè, nel senso, se ha una cosa in mente la dice subito senza troppi filtri e questa è una bella qualità. Cioè, come diciamo a Napoli non se ne
fa proprio, no? E poi ha sdoganato un po' il mondo, forse un po' più black humor, va, se la voglio buttare così. È uno streamer con le palle, a me piace, onestamente. Piace, lo seguo, mo con il lavoro seguo un po' meno il mondo dello streaming, però ogni tanto mi capita di vedere Blur, a me non dispiace. Altro grande streamer, cosa ne pensi del Masseo? Del Masseo. Allora, il Masseo, ti dico la verità, non ho mai visto una sua stream, mi è capitato di vedere qualche clip, non ho oggetti per valutare, però mi sembra un po' esagerato forse ce lo vedo meno real di Blur. Però ti ripeto, ho visto solamente qualche clip, forse dovrei vedere qualche stream per valutarlo, sì, perché non, come posso dire, non lo conosco. Allora, cosa ne pensi di, torniamo ai cantanti? Shade. Di Shade è un bravissimo ragazzo, troppo forte a fare freestyle, poi vabbè lo incontro spessissimo alla Nazionale Cantanti, no, è veramente forte lui, è bravo a rappare, bravo a cantare, bravo a fare freestyle, corre, non si ferma mai sul campo, no, c'ha solo qualità quel ragazzo, veramente lo saluto anche. Ciao Shade. Ciao, allora, Shade. cosa ne pensi Shade boom. Shade boom. Cosa ne pensi di Shale? Di Shale? Allora, l'ho conosciuto l'altro Poco giorno fa, sul sì, campo, quindi... Però lo sai, mi sembrava troppo un bravo ragazzo, sia lui che il fratello, tutti e due stracarini, veramente... Mi farebbe piacere continuare a conoscerli, tutti quelli che ho conosciuto l'altro giorno. Certo. Tra cui Shale boom. Allora, invece, cosa ne pensi di Andrea Fratino? Di Andrea Fratino. Allora, io Andrea l'ho conosciuto, pensa, in videochiamata ad Amici. È un Perché retroscena che era non sappiamo. No, perché era un amico, forse tutt'oggi è un amico di Mattia, il ragazzo che ha vinto l'anno scorso. E sfortunatamente in quel periodo lì lui stava in ospedale, che successe una cosa molto brutta, forse un incidente. E quindi ci siamo conosciuti così, poi appena sono andato a Milano, ci siamo conosciuti da vicino. C'è sempre stato un bel rapporto di rispetto, cordialità, quindi cioè, io rispetto Andrea, Andrea rispetta me e ci vogliamo anche bene, ci siamo molto simpatici, lo saluto anche. Cosa ne pensi del Rosso? Allora, io il Rosso, stessa storia del Masseo, io non ho mai visto una stream del Rosso, quindi non ti so valutare. Ho visto qualche video su TikTok, forse personaggio un po' troppo, cioè secondo me lui non è per niente così nella vita reale. E quando c'è tutto questo distacco tra vita reale e personaggio non è che mi faccio tanto impazzire, però ti ripeto, valuto in base al video di 15 secondi, però ne ho visti vari, perché comunque bisogna dirgli che è un ragazzo che va virale, è uscito dal nulla e sta facendo comunque cose importanti, però non è lo streamer ideale, non è quello che guarderei. Ok. Prima hai nominato l'esperienza ad Amici, ti volevo chiedere cosa ne pensi di Rudy Zerbi. Quindi cosa ne pensi del prof? Esatto. No, Rudy Zerbi è stato un secondo papà, quindi penso che posso racchiudere il cosa ne pensi di con un secondo papà. Ok, cosa ne pensi invece di Maria De Filippi? La seconda mamma. La seconda mamma. No, Maria mi ha aiutato tantissimo, ti dico la verità. È stata quella persona fondamentale gli amici, ma in realtà un po' tutti. Quando vivi un'esperienza così grande ci sono tanti momenti in cui stai giù e credimi mi hanno dato una mano assurda. Ci ho parlato con Maria, mi sono confrontato più volte, è veramente una persona di un'intelligenza inspiegabile. Cioè, dovremmo fare il video di un'ora solo per parlare di Maria De Filippi. Grandissima persona, umilissima e poi è come se arriva sempre dritto al punto, sa dove colpirti, sa dove farti sfogare. Si vede che ha tanti anni di esperienza, si vede che è la numero uno fare quello che fa e soprattutto è di un'intelligenza, ripeto, io poche persone ho visto così tanto intelligenti, poche nella mia vita. E sempre restando più o meno su questa scia qui, mi sono un po' informato sul web. Vai. Cosa ne pensi di Anna Pettinelli? Di Anna Pettinelli, allora c'è un discorso molto ampio da fare. La Pettinelli sicuramente non scorreva a buon sangue lì ad Amici, ok, tra me e Anna, perché a lei non piacevo. Tra l'altro poi piccolo retroscena, ad Anna non piacevo, alla figlia piacevo tantissimo. Ok. Quindi pensa in casa che succedeva. E intanto le saluto tutte e due. In realtà io alla Pettinelli dovrei mandare un mazzo di fiori tutti i giorni, cioè perché grazie a lei che mo vedi là c'ho un paio di dischi d'oro, qua c'ho quello di platino, in camera c'è un altro d'oro e mi ha aiutato a cacciare il meglio di me. Ti ha spronato in qualche Sì, modo? perché io mi incazzavo proprio, cioè io stavo proprio nervoso che non riuscivo a piacergli. Poi quando la conosci fuori, perché lei non è che ce l'ha con Luca, a lei non piace LDA, però Luca mi ha detto, cioè quando vogliamo andarci a mangiare cosa fuori andiamo senza problemi. Cioè bisogna pure fare una distinzione tra me piace l'artista, perché magari facciamo finta, tu mi puoi pure far cagare come youtuber, ma non è così, ok? Tu mi fai cagare
come influencer in generale, però non è detto che come persona Chiaro. in realtà ci voglio andarci a mangiare tutti i giorni fuori insieme, cioè non è che per forza io ti devo piacere come cantante. Scindi le due cose. Certo, devi scinderle per forza, per forza. E cosa ne pensi di Boro Boro? Di Boro Boro. Allora, sono contento che è riuscito ad arrivare primo in classifica. Se lo merita, è un bravo ragazzo. Guarda, non l'ho conosciuto molto, però si vede che è un ragazzo che sotto sotto ha sofferto assai. E quindi quando vedo queste cose sono contento, ti dico la verità. Assolutamente. Quindi un salutone a Boro Boro. E cosa ne pensi di Damiano Erfaina? Damiano Erfaina, mai visto una sua live, ho sempre visto qualche TikTok, qualche reel che sta lui, Balotelli, Sì. Enoch, e non te lo so commentare. Cioè da quello che vedo, ho visto 2 o 3 video, un video dove ha detto che Darmian era uguale a Maicon, non è che ne capisce tanto di calcio, però dovrei seguire le sue live, cioè lui veramente non lo conosco proprio, cioè lo conosco di faccia, però non ho mai visto lui. Ok. Cosa ne pensi di Elodie? La regina del pop italiano attuale, senza dubbio, e poi una persona, guarda, veramente d'oro, veramente una persona d'oro, oltre vabbè alla bellissima ragazza che è, alla bravissima artista che è, però quello lo sappiamo un po' tutti quanti, però veramente una brava persona. Mi ricordo a Sanremo, sono andato alla sua festa del disco, ha fatto un party lì a Sanremo per l'uscita del disco e mi ha trattato veramente come un fratellino più piccolo, ci siamo visti, ci abbracciamo, ci salutiamo sempre, carinissima, lei è veramente carinissima. Ok. Allora, siamo quasi alla fine, ti Vai. faccio magari gli ultimi 2 nomi. Cosa ne pensi del Penguin? Del Penguin, Penguin mi sembra un personaggio un po' inutile dei social, conosco vagamente, però non è che mi ispira tanta simpatia, lo vedo abbastanza inutile, una persona che io non seguo, non seguirei, Ok. Ti faccio l'ultimo. Sì. Cosa ne pensi di Angelina Mango? Angelina Mango, si apriamo un bel discorso perché è un'altra figlia di, soprattutto una figlia di che sta spaccando, quindi sono tanto contento. Che poi dopo che sono andato via ad Amici è come se un po' si fosse sbloccata questa cosa, vedi io l'anno dopo Angelina Mango, quest'anno Holden, quindi sono contento di tutto quello che sta facendo, è una brava ragazza, una ragazza intelligente, la vedo determinata, pure quando abbiamo parlato ci siamo conosciuti, ci salutiamo sempre, c'è rispetto e sono contento, spero che spacchi tutto. Glielo auguriamo. Glielo auguriamo Un'altra brava perché ragazza. assolutamente sì, ma soprattutto glielo auguro perché è una figlia di, e non una figlia di quella brutta parola, una figlia d'artisti. E stessa cosa l'auguro a me, l'auguro a 13 Pietro, l'auguro a tutti i figli di, perché sappiamo noi quello che passiamo. E ci siamo capiti. Luca, io ti ringrazio perché veramente è stato un onore per me fare un video con te. Ragazzi, se vi è piaciuto ovviamente scrivetelo qui sotto nei commenti, continuate a seguire Luca e le sue canzoni, supportate il contenuto e se volete altri video con Luca fatemelo sapere qua sotto. Assolutamente, io sono presente, sto qua. Grazie mille a tutti ragazzi. Ciao, adieu. Ciao!